Buongiorno a tutti, è nel mese di luglio, questo mese è uscita una notizia pazzesca, cioè il fortissimo e super grande maestro statunitense Christopher Yo ha ricevuto un ban, una sospensione a livello mondiale da tutti i tornei di scacchi in seguito a una presunta aggressione che, ok, un'aggressione, no? Perché sembra sia stata ammessa da tutte le parti, anche dalla difesa, quindi possiamo lasciar perdere il termine presunta. Ok, cos'è successo? Praticamente, vabbè, qua c'è tutto l'articolo, ma iniziamo dall'inizio. Durante un campionato statunitense, un campionato nazionale, che era anche un campionato continentale, che penso che, visto che gli Stati Uniti sono fortissimi a scacchi, no? Perché tantissimi giocatori, no? Sono emigrati lì, no? Tipo, no, Caruana stesso no, perché è vero che poi era diventato italiano, poi è tornato statunitense, ma Ronian che era armeno, altri giocatori, Wesley So, no? Che era filippino, Lenier Dominguez, no? Che era cubano, non so, tutti negli Stati Uniti, no? E probabilmente perché le condizioni sono migliori. Allora era un campionato importantissimo, un campionato statunitense, un campionato nazionale, ma anche un torneo zonale che permetteva di qualificarsi nella Coppa del Mondo. Ebbene, durante questo torneo, diciamo che Christopher Yo, che è questo ragazzo fortissimo, ha giocato con il bianco contro Caruana, aveva un vantaggio schiacciante, un'ottima preparazione in apertura, solo che poi Caruana non è molto forte, e Caruana ha fatto un bellissimo sacrificio di qualità, addirittura non solo pareggiato, cioè dopo essere uscito da una posizione molto ardua, ma ha anche vinto. Quindi chiedo scusa, Christopher Yo, Wesley So, no, non c'entra nulla questa cosa. Christopher Yo si era arrabbiato tantissimo, sembra, e sembra che, non so, forse non ha nemmeno firmato il Formula, ma è andato via e sembra che abbia aggredito un giornalista che era lì, e quindi per via di questa aggressione è stato sospeso un anno dalla federazione statunitense, e diciamo che gli hanno anche dato poi altri 5 anni di periodo di prova, che sarebbe come la libertà condizionale, cioè la pena è sospesa, e cioè un anno di sanzione dove non poteva giocare negli Stati Uniti, perché la federazione degli Stati Uniti ha giurisdizione, no, sul suolo statunitense, e poi 5 anni, diciamo, di periodo di prova. Ebbene, cos'è successo? Che effettivamente, non potendo giocare negli Stati Uniti, penso che la sanzione iniziasse nel novembre del 2024, bene, in aprile e maggio del 2025 Yo è venuto a giocare, diciamo, un torneo di chess 960 in Germania, il Grenke, un torneo importante dove ha giocato anche Carlsen, e poi dopo quel torneo ha giocato anche il Sardinia Chess Festival, un torneo importantissimo che è stato organizzato in Italia e che ha vinto. Ha giocato benissimo, ha vinto il torneo. Ebbene, cosa è successo? C'erano già state delle lamentele da parte dell'arbitro Chris Bird, che era l'arbitro che aveva arbitrato, no, il campionato degli Stati Uniti, dove c'era stata questa aggressione, non era d'accordo che andasse all'estero a giocare. E poi c'è stato anche un altro problema. Cos'altro è successo? È successo che purtroppo c'è stata un'altra denuncia anonima, di cui non sappiamo nulla, ma sembra che, cioè, secondo i comunicati, no, della FIDE, secondo alcuni blog, sembra che una giocatrice abbia denunciato Yo, e quindi non si sa nulla, perché diciamo che gli atti sono segreti ora, perché non c'è stata nessuna sentenza, non si sa nulla, ma per via di questo fatto, allora la federazione internazionale ha dovuto agire, e quindi, diciamo, c'è stata una comunicazione tra la federazione degli Stati Uniti
la FIDE, per cui diciamo che senza aprire un nuovo processo, come viene stabilito dalla FIDE Chart, nella FIDE Chart, che è penso lo statuto della FIDE, una federazione nazionale può chiedere l'estensione territoriale a tutto il mondo delle pene che ha inflitto, e la richiesta viene esaminata dalla commissione etica e non viene aperto un nuovo processo, ma diciamo che si analizza soltanto se, diciamo, se i diritti umani, no, dell'accusato siano stati rispettati a livello del processo della federazione nazionale, ovvero se sono stati rispettati i principi del giusto processo, della presunzione di innocenza, eccetera. Comunque, in poche parole, la FIDE ha ampliato tutto il mondo questa sospensione, e nella sentenza c'era scritto che a parte l'anno di sospensione che finisce in novembre del 2025, i 5 anni di probation, che sarebbe il periodo di prova di libertà vigilata, no? Libertà condizionale, servono come salvaguardia, no? Come deterrente per possibili futuri comportamenti, diciamo, comportamenti negativi, no? Cioè questo periodo provato, nel senso che se poi succedesse un'altra aggressione, che non dovrebbe nemmeno succedere, no? Ma se succedesse un'altra aggressione, allora la pena si estenderebbe a tutti i 5 anni del periodo di prova, e quindi servirebbe come deterrente. E in tutti gli eventi omologati per l'ELO FIDE, ovvero tutti i tornei del mondo, quindi queste sanzioni sono in atto fino a novembre. Ebbene, cosa succede? Succede che l'arbitro Chris Bird in un comunicato, nel commento, no, sul fatto che la FIDE ha esteso le sanzioni a livello mondiale, ha detto che secondo lui la faccenda è stata gestita male, perché la FIDE ha agito con grande ritardo, la Federazione degli Stati Uniti ha chiesto l'estensione delle sanzioni in ritardo, e quindi cosa succede? È successo che è arrivata un'altra denuncia, no? Che non sappiamo se sia vera o falsa, ma secondo quest'arbitro Chris Bird, mettiamo che la denuncia sia vera, no? Se fosse stata estesa, no, la sanzione a livello mondiale, e magari questo avrebbe potuto impedire, no, che, secondo Chris Bird, che altri, diciamo, atti impropri, no, magari questo avrebbe impedito che in altri tornei all'estero rispetto agli Stati Uniti, che possono aver avuto luogo altri atti impropri. Quindi l'arbitro del torneo del campionato degli Stati Uniti ha commentato che è totalmente, diciamo, in disaccordo con ciò che è stato fatto, perché secondo lui si è agito male e tardi. Invece ho guardato altre voci critiche, nel senso che invece Jacob Haggard, che è un allenatore e un autore famosissimo, ha scritto sulle sue reti sociali che invece lui non è d'accordo, ma nel senso che la FIDE non avrebbe dovuto convalidare a livello mondiale la sospensione di Yo, perché è una pena molto maggiore, ma avrebbe dovuto aprire un nuovo processo e rifare tutto il processo dall'inizio. È una cosa, sono tante osservazioni interessanti, però nel frattempo Christopher Yo ha giocato in Sardegna, ha potuto farlo e ha vinto un grandissimo torneo. È curioso come si sono svolti questi avvenimenti, quindi questo è ciò che è successo. Rimaniamo in attesa di sapere cosa è successo con questa seconda denuncia, che dice qua che a second complaint was submitted, e siamo curiosi di vedere cosa è successo. Vediamo
vediamo e vi terremo aggiornati. Alla prossima!